E il nostro programma preferito continua con il momento da molti prediletto, e cioè con un bel sondazzetto. Ma certamente, e allora ragazzi, ragazze, uomini, donne, gay, animali, piante all'ascolto, piante dei piedi, sì, tutte. Sappiate che Elvira Tiasassi è ancora con noi. Elvirina Bellina, 87 anni portati bene. Portati bene. Vi se considerate quasi 17 anni che ne ha, 87, vero? Ne avrebbe più di 100. Lasciamo perdere, via. Facciamo così, telefoniamo a qualcuno. Sì, voglio proprio telefonare a qualcuno. Oggi guarda, non c'è nulla da fare. Oggi voglio essere in grande forma. Aspetta, me la pigli per bene la linea, dai. Meno male, guarda, perché questo sì a volte un bambino sono mia io. Avessi io la sua età, se avessi 74 anni come lui, ecco. Ma che tu dici? Ma sta zitto. No, come tu ce l'hai 70 anni, ma sta zitta. Elvira, per piacere, pensa agli anni tuoi, ma che lo so io. Ora devi parlare con Gino, via, forza. Con Gino? Gino chi? Uno qualsiasi, non so mia. Sì, pronto Gino? Chi è che parla? Sei Gino? Ma chi è che parla? Sono Elvira. Elvira? Sì, Elvira, Gino. Senti, io mi chiamo Elvira, te non mi conosci. E dove? Io sono una signora di 87 anni. Ma cosa vuoi? Volevo parlare un pochino con te, Gino. Ma io sono a mangiare adesso. Sì, ho capito, ma io ti do da mangiare qualcosa di più, ti do da mangiare me stessa. Tutto il mio corpo non freme altro che per te. Gino proprio è partito, ora pensa solo a mangiare. L'unica cosa, pover'uomo, lasciamolo perdere, perché cosa vuoi che abbia ormai più nella vita? E lasciamolo stare, povero Gino, o Gino Knaus, no, quello è un altro, anzi sono altri due criminali. Chi c'è ora? C'è Paolo. Sì, Paolo mi piace di più come nome, guarda, mi sembrerebbe anche più giovane, secondo me. Sì, lei è più giovane. Sì, tanto giovane che è andato fuori al mare oggi non c'è. Vedi che non c'è, Non c'è. Senti, ci sarebbe un Pietro, perché te ne fate un Pietro? Sì, un Pietro perché mi ricorda Pietro Pacciani. Ma cosa, via, quello è bello, è morto ormai. Sì, lo so, ma sai, ho bisogno di uno che sia un po', come dire, un po' porco. Ho trovato un Pietro, Elvira, t'ho trovato, sarò bravo sì, che quando alla fine del sondaggio, quando metti un disco così ti faccio un lavorino senza denti. Pronto? Pronto, buongiorno signora. Senta, c'è il signor Pietro in casa? Sì, lo chiamo. Grazie. Speriamo che sia quello che voglio io. Nomino come si deve. È tutta la settimana lo sto cercando. Pronto? Parlo con Pietro? Sì. Pietro, scusa se ti ho chiamato a quest'ora, magari stavi mangiando. Senti, io sono una signora di 87 anni, mi chiamo Elvira Tiasassi, mi sono presentata e ti volevo dire, caro Pietro, mi ascolti, mi senti? Sì. Ecco, senti, che tu sei una persona meravigliosa. Io ti ho visto, sei più giovane di me, però io ti devo dire la verità, mi sono portata a un grande slancio affettivo, amoroso e anche sessuale nei tuoi confronti. Sì. E io vorrei fare l'amore con te. Sì, anch'io. Dove ci possiamo vedere? Quando e dove vuoi? Dove vuoi te? Dimmelo te, io vengo. No, te dimmi, ti troviamo nel tal posto e io vengo. Dimmelo te, no, dimmelo tanto io. No, dimmelo te. Non c'è nessun problema. No, dimmelo te. Ci vediamo in città o fuori? In città, forse è meglio in città. Allora dove? Dimmi dove. Dimmi te, di dove sei te? Io sono qua, sarei fiorentina, ma da qualche anno abito nella tua stessa città. Ecco. E allora senti, dimmi te che la conosci meglio la città. Ci vediamo anche a Firenze, forse è meglio trovarci a Firenze, che qui mi conoscono, hai capito? No, ti conosceranno mica tutti. Mi conoscono, sì. Senti, ascolta, io vorrei tanto levarti i pantaloni.
Ma non posso togliermi, a Firenze lo facciamo. Sì, ma anche vuoi venire a Firenze? Sì. Io ho una casa anche a Firenze. Ecco, allora dammi l'indirizzo e Perché ci vediamo tanto a ho Firenze. tanti soldi, io ho tante case. Ma bene, ma c'è anche tanti soldi, tante case, Ma non è un se problema. se vuoi io ti pago per le tue prestazioni. No. Perché io sono anziana, sai. Vabbè, ma anch'io sono anzianotto, non sono mica giovane. Sì, ma non c'è mica la mia età, No, vero? ma sono di lì. C'è un problemino, io sono seropositivo per lo stesso per te. Ma chi se ne frega, tanto appunto. alla mia età cosa vuoi che conti? Ecco, appunto. Voglio dire, più che altro mi interessa, ti si rizza? Sì. Ah, questo è importante. Lo so che è importante. È importante. Sì. E poi volevo sapere quanto ce l'hai? Ora questo non te lo posso dire. Ma dimmi un numero di centimetri. No, ce lo ti faccio vedere. Poi Mi quando fai sarà. una sorpresa? No, ti faccio una sorpresina. Tesoro. Sì. Guarda, anch'io ti farò tante belle sorprese. Benissimo. Dimmi dove ci possiamo trovare. A Firenze? Sì. Cosa conosci di Firenze? Tu, la conosco tutta Firenze. Ah, ci sei venuto spesso? Sì, spesso, sono tutte le settimane. Quando? Tutte le settimane sono a Firenze E quando torni la prossima volta? Oggi è sabato? Sì. Ecco, ci sono sabato prossimo. Sabato prossimo? Sì. Allora ci vediamo sabato prossimo. Sì, dammi l'indirizzo. Ti do un posto dove ci possiamo vedere. Ecco, e ci vediamo in Piazza della Signoria. Piazza della Signoria, va Io benissimo. sono lì vicino. Ci vediamo sotto il Biancone. Sai cos'è il Biancone? Sì, lo so dove è il Biancone. Quello che è tutto nudo, quell'uomo, vado a vedere. Sì, mi assomiglia anche un pochino, tra parentesi. Ti somiglia? Sì. Anche nella parte bassa? Sì, anche nella parte bassa. Insomma, si può vedere, però. Però sai, lui se da giù non lo so quando Ma se come da faccio su. a riconoscerti? Come faccio a riconoscerti? Allora senti, te vedi arrivare una signora ben portante, che io porto anche un cappello, sì, e praticamente mi riconosci dal fatto che io ho lo strascico. Sì, C'ho lo strascico, ma non è il vestito, sono le poppe. ho capito. Capito? Mi passano sotto le gambe e mi si strassicano mentre cammino, cioè, come se fosse una coda. Ho capito. Capito? Sì. Quelle poi, sai, io ho questa specialità, le tiro su tutte, poi si avvolgo tutto, capito? Come fossero dei grandi serpenti. Uno dei giochi preferiti dei miei amanti è quello di cercare il capricciolo. Sì. Alla fine si arrivano, sai, si fa come il gioco dell'oca, alla fine si arrivano. Sì. Ho capito. Vabbè, dai, Allora, a che ora sabato? Quando al mattino? A me qualsiasi ora. Alle 11:30. Quanto? 11:30. Piazza della Signoria, sabato prossimo. Davanti al Biancone, dalla parte non del culo, dalla parte davanti, perché c'è anche di dietro, va bene? Allora ci vediamo, tesoro, sabato alle 11:30, che bello, sarò tutta profumata per te. Ciao Elvira, ci vediamo. Ciao, mi farò la doccia con il piscio. Hai visto che te l'ho trovato un omino, un Pietro, volevi un Pietro, me lo sentivo il Pietro fosse un uomo, guarda, proprio come si deve, bravo, solamente sai che cosa? Mi tocca aspettare fino a sabato, e c'è una settimana, ascolta, me ne trovi un altro. Ma insomma, Nini, sei veramente insaziabile, ne vuoi uno per subito? Possibilmente, che se tu me lo trovi te mi tocca farlo con te. No, te lo trovo, se te lo trovo. Ti va bene un romano? Sì, mi sembra Prodi. Ah, perché ti piace un Prodi? Vabbè, sai, alla mia età bisogna accontentarsi, vero? Qualsiasi cosa va bene, anche un Prodi, romano, poi romano. Pronto? Pronto? Sì? Sì, buongiorno, c'è il signor Romano. Buongiorno. Io sono la nonna, è in spiaggia. Ah, lei è in spiaggia, Romano? Sì? Lei è la nonna? Sì? Allora guardi, proprio io parlo per conto di mia nonna, appunto, che voleva parlare con il signor Romano, perché, come dire, mia nonna, poverina, ha una cosa del signor Può Romano. aumentare un momento la voce che non lo sento. Aspetti che l'aumento, Sì. Oh, senta, il signor Romano ha lasciato una cosa da mia nonna. Questa cosa è rimasta lì, insomma, e forse gli fa comodo e ha bisogno, insomma, di riaverla. Ecco, mi dà il nome della nonna, così. Ora gliela passo, un attimo. Ecco, grazie. Nonna Elvira, vieni. Sì, parlo io, sì. Chi è? È la nonna di Roma. Ah, sì, la nonna. Pronto?
Sì, pronto? Signora, buongiorno, sono la nonna di questo ragazzo che l'ha telefonato adesso. Senta una cosa, lei è la nonna di Romano, mi ha detto. No, io sono la suocera, ho detto nonna per dire così. Perché suocera non mi piace, ha capito? Ha detto allora nonna. dico sempre nonna. Vabbè. È la suocera è lo stesso, io invece sono una nonna, sono anziana, ho 87 anni. Senta signora, Romano che ha lasciato un oggetto e purtroppo insomma ho l'impressione che gli faccia comodo, no? Qui dentro una piega della Zuava mi ha lasciato la nerchia. Ha lasciato? La nerchia. Non ho ben capito. Ha lasciato la sua nerchia. La sua agenda? Come? L'agenda? No signora l'agenda, la nerchia. N come Ecco, nerchia. me la dà per sillabe per gentilezza. Gliela do per lettere che è per meglio. lettere. Allora senta, N come N. Napoli, Va bene. E come Empole, Sì? R come Roma, Sì? C come Chiavari, Sì? sì, H come Houston, I come Imberia Va bene. e A come Ancona. Ancona, brava. Allora, ha scritto? Sì? Cosa c'ha scritto? Dunque, Sì. sarebbe nerchia, non fare così. Nerchia, sì, brava signora, nerchia. Ora quando torna il signor Romano, quando lo vede, insomma, Sì. dice, guarda Romano, ha telefonato la signora Elvira e te gli ha lasciato la nerchia nella Zuava. Nella Zuava. La zuava. La Zuava che sarebbe un ripiegamento della pancia. Ecco, sì, quindi praticamente glielo dico perché io ora l'ho messa in frigorifero. Sì. Se non vorrei che andasse a mare, così che lui venga prima possibile, anche perché secondo me gli serve, no? Anche con la moglie, no? Certo, cioè con la sua figliola, vero? Va bene, però mi dia il suo nome per gentilezza. Ah sì, sono Elvira Tirasassi. Elvira, la signora Elvira Tirasassi. Va bene? Ecco, mi può ripetere tutto, sia gentile signora? Perché così sono sicura, perché io non posso, ora, capito, quasi mi sento in colpa, perché non me ne sono accorta subito. Ma ti immagini, se non è lasciato la sua davvero. nerchia, capito? Lei sa cos'è una nerchia, vero? Ma Lo saprà sicuramente, no? È giusto? Giusto. Lei lo sa cos'è una nerchia? Sì. Ah, allora non c'è nessun problema, signora. Allora, mi ripete tutto il discorso, sia gentile. Io scusi, sono un po' pignola, ma sa com'è. Bene essere pignole che più leggeri. Così. Ah, brava signora. Ecco, un po' di pignoleria serve sempre. Cosa gli dice a Romano quando torna? Gli dico che dalla signora Elvira ha lasciato la necchia e aspetti. E poi Dove l'ha lasciata? Dentro, laggiù? Aspetti, Ginova. No, la vagina, quella era già stato. La Giuava. Giuava, non ho letto male io. La Giuava perché ho scritto senza occhiali. Sì, vabbè, ma comunque la Giuava della pancia. Sì. Ecco, c'è sempre un ripiegamento, un soprammessimento. Va benissimo. Va bene, glielo dica. Signora perfetta. Grazie. Buona giornata. Buona giornata anche a lei, mi sta Grazie. bene. Buongiorno. Vedi, l'importante è questo, che lei sapesse cos'era la nerchia. Ecco. Cara Elvira, la signora non sapeva cos'era la nerchia, non lo sapeva, però per non passar male ha detto sì, perfetto, lo so. Ora quando torna Romano, cosa dirà? Sono Romano, ha telefonato la signora Elvira e dice che ha lasciato la nerchia nella Giuava della pancia. E lui dirà, ma speriamo che lui sappia almeno cos'è la nerchia. Per chi non sapesse all'ascolto cos'è la nerchia, è il cazzo. Ora che lo sapete, siete più tranquilli, no? È vero, come no? Ora che lo sapete, no, perché insomma, chi ascolta il mio programma sicuramente questi vocaboli non li ignora, però ci sa mai, può essere qualcuno che non sa, se no poi diciamo che Branda? No, chi è? Branda? No, ho sbagliato il numero. No, ho detto Branda. Scusi, ho detto pronto? No, come fa a capire che ho sbagliato numero? Il signor Vittorio. Ah, sì. Mi scusi, ma ti c'è sbagliato numero, dicevo solamente pronto. Me lo passa per favore? Sì. Grazie. Che mi hai preso a parlare così ora?
Ah, boh. Anche questa ragazzuccia. Che dici? Mi fa il verso la ragazza. Dammi pazienza. Perché mi hai preso di parlare così? Perché mi hai preso di parlare così? Oh, ecco. Ti sta zitta, Elvira. Zitta, che tu vuoi da me? Boh, zitto. Voglio dire, insomma. Parlo io. Pronto? Pronto? Sì? Parlo con signor Vittorio? Sì? Senta qua, c'è un piccolo problema. Qua lei ha messo incinta mia nonna. Sì? Lei ha messo incinta mia nonna e questa è una cosa che È preoccupante. è preoccupante allora? Per il fatto che mia nonna ha 87 anni sia ancora fertile e per il fatto che un uomo come lei insomma si perda con una signora di 87 anni e me la porti sulla strada della perdizione. Come si può fare? Come si può fare? Qui lei deve venire a prendersi le sue responsabilità. Ma è vedova allora? È vedova? È vedova di 3 mariti, sì. Ma questo... ma aveva detto che era cosa? Che era sempre sposata. Ah sì? Tanto più lei l'ha messa incinta, tanto dice che vuol dire? Tanto sarà il marito che se ne accolla la responsabilità. E questo non è giusto, no? Vabbè, oh. Non è giusto. Ripareremo. Signor Vittorio, lei deve riparare. Porti la fiamma ossidrica, prenda a riparare perché mia nonna è tutta buchi. Ripareremo. Ma io mi chiedo come ha fatto, con che stomaco? Con artificiale. Con che stomaco è andato con una donna di 87 non avevo ancora mangiato però, no? No. E come è andata? È andato tutto bene? Insomma, mi sono girato dall'altra parte. Secondo me si è girato la parte giusta perché è andato tutta dritto, no? Pensando che lei non rimanesse più. Probabilmente quello mi ha fregato. E ora gliela passa mia nonna però, perché lei non può passarla così liscia. Almeno si spieghi con lei che è rimasta tanto male. Però adesso stai a sentire, al telefono adesso sono cose che non si possono continuare a parlare. Parliamo, Parliamo di che? Di un'altra cosa. Parliamo di un'altra cosa. Se vuole parlare di un'altra cosa mi dica, di che cosa parliamo? Di niente. Della passera? Di niente. Della passera? Di niente. Della topa? Di niente. Della passera? No. Non mi piace più quella lì, dopo l'esperienza con sua nonna non mi piace più. Ah no? No. Ma io volevo farla parlare con mia nonna. Ho cambiato sponda. Ah sì? Sì. Aspetta, allora la faccio parlare con mio fratello. No, il fratello non mi interessa. Se ha cambiato sponda, guardi. Tito? No, la pace. Tito, vieni. Pronto? Pronto? Sì. Vittorio? È così che mi vuoi? Sono tutto tuo, sai? Sì, vabbè, adesso... Hai cambiato sponda? Sì. Maschione. Ora vado a mangiare, perché sennò non sto bene. Dopo mangiato ti viene voglia? No. Te lo do. Ci vediamo, vi. Te lo do tutto. Ci vediamo, arrivederci. Sì, tesoro. So che non ti sono indifferente. Arrivederci. Ci rivediamo. Tira giù te, dai. No, tesoro, tira giù te. Ciao. 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 Ma che gente c'è nel mondo, ma si fingono finocchi, no? Perché te, no, io, ma che scherzavo davvero? Io lo faccio per motivi di lavoro, scusa, anche tanti altri lo fanno per motivi di lavoro, però c'hanno un buon di culo. Sì. Beh, Elvira, che mi dici? Insomma, mi posso accontentare, c'è un appuntamento per sabato prossimo. Poi c'è Romano e quando sono a casa poi mi viene a ritirare la nerca e già che c'è, insomma, si fa un lavorino insieme, eccetera. Te tu ti hai trovato da pigliarlo nel culo, mi sembra proprio che sia andato di molto bene. Hai ragione, Elvira. Ciao, al prossimo sondazzo quando tornerai. Ciao, sì, ora so cazzo. Perché? Perché sul momento non ho trovato nessuno, e ora so cazzo. No, non voglio. No, lì no. Sì, invece sì. Mi erutta tutto il vulcano. No, aiuto! Questo era il sondazzo, ma il sondazzo è anche uno spettacolo che io e il G porto con successo in piazze e locali della Toscana. Se hai un locale o organizzi feste pubbliche o private, chiamami allo 0574 57 17 21. Allora! Se non c'è il sondazzo stasera io m'ammazzo, passerò per pazzo ma non mi importa. Ma se c'è il sondazzo io non mi strapazzo, sto qui e mi sollazzo, non mi rompete.